Giù veloce facendo slalom tra i turisti che camminano sulla Marmolada, caschetto, protezioni, l'escursionista scende il sentiero destreggiandosi su un monociclo elettrico. L'ultimo episodio di turismo pericoloso in montagna non è passato inosservato ad un gruppo di ricercatori del Dipartimento di Geografia dell'Università di Padova che era ad alta quota sulla Marmolada per la campagna di misurazione glaciologica. Noi eravamo a piedi e ci ha in qualche modo intercettato, ma si è fermato, insomma, ha parlato con noi, poi è sceso ovviamente con tutte le precauzioni del caso, ma molto velocemente su una pista che peraltro è una pista, diciamo, a servizio della pista da sci. Una raffica di visualizzazioni per il video che immortala una bravata o forse una visione di quello che potrebbe essere il futuro del turismo sulle nostre montagne. È questo l'interrogativo che si sono posti i ricercatori padovani. Il tema della sicurezza è un tema importante, soprattutto perché ovviamente abbiamo i dati del soccorso alpino che ci dicono che c'è un aumento esponenziale delle chiamate appunto per andare a soccorrere persone che non sono attrezzate, ma soprattutto educate e alfabetizzate all'ambiente di alta montagna. Dalle passeggiate in montagna con le ciabatte, quest'estate il tema dell'overtourism sprovveduto ad alta quota ha fatto discutere più di quelle che sono le preoccupanti condizioni dei ghiacciai e delle montagne. Questa è la riflessione del professor Varotto. Questa è una situazione che è abbastanza paradossale, perché da un lato fa colpo e fa notizia un monoruota che arriva sul ghiacciaio della Marmolada e forse non fa più notizia invece vedere ruspe, vedere caterpillar, vedere gatti delle nevi che si muovono ovviamente sul fronte del ghiacciaio per assicurare l'innevamento artificiale, quindi quale dei due mezzi è fuori luogo in quell'ambiente? C'è da interrogarsi insomma su questo. Le condizioni dei ghiacciai vengono monitorate da anni dagli esperti dell'Università di Padova e il segno del cambiamento climatico è purtroppo inesorabile sulla Marmolada, una colpa che però non è solo di chi sfreccia con un monociclo ad alta quota. Soffrono per causa nostra, possiamo dire così, quindi non dobbiamo mai perdere la connessione tra ciò che sta accadendo ai ghiacciai e alle alte quote con tutto ciò che pur lontano dai ghiacciai sta generando questo tipo di processi e di fenomeni.